corsa prende il via alla presenza delle autorità cittadine, tra cui l'assessore al turismo Crespi. È una lunga sfilata di gambe, maglie, frigoriferi, paste, aperitivi. Eppure resta intatto quel profumo di sagra paesana che fa parte del fascino eterno del Giro. Lasciate soltanto che superi questo prologo cittadino che lo mette in imbarazzo. Il Giro è fatto per le lunghe galoppate sull'asfalto, magari in montagna. E infatti, non appena indovinata la periferia, ecco già in azione i muscoli dei 40 all'ora. Il Giro va! Un'altra favola è incominciata. Buon viaggio al Giro, lanciato sotto la pioggia a 40 all'ora verso Pavia e varcato il Ticino verso il suo primo traguardo, Tabiano. Dice che Chiona, andate a raccontarlo a Dems, il belga della Filco, il primo forato del Giro, ma se la cava in 20 secondi. Dopo tante polemiche è in gara anche l'iridato Van Looy, ma oggi teme l'umidità, non è la sua giornata evidentemente. Sull'asfalto bagnato sfreccia invece il veneto Dino Liviero e la prima vittoria, logicamente con la prima maglia rosa, è indiscutibilmente sua. Suo infine anche il primo bacio di Miss Tappa, con tutto quel fango, poveretta.